Ciao, sono il direttore di Fondazione AIDA. La nostra attività principale è quella indirizzata ai bambini. Con la pandemia è stato impossibile continuare il nostro lavoro. Ci mancava una cosa fondamentale. Per fare teatro occorre il pubblico. Ed è per quello che ci siamo interrogati col nostro staff artistico, chiedendo insieme che cosa potevamo fare per riconnetterci a loro anche se i teatri erano chiusi. La piattaforma OnLife cerca di capire e di proporre al bambino un nuovo modo di partecipare a teatro. Partecipare perché è un gioco, partecipare significa agire sulla superficie e questo significa agire sull'attore. L'attore a sua volta può agire sul bambino poiché ha questo mezzo di comunicazione. Il rapporto interattivo con l'attore è molto importante perché viene fruito attraverso lo stesso strumento che loro usano per dei rapporti passivi. E è proprio in questo che Teatro OnLife scardina un elemento molto pericoloso della loro formazione, che è quello di subire il contenuto che viene erogato da questo dispositivo. Quindi, nonostante le porte chiuse dei teatri, siamo riusciti a tenere aperte quelle che sono le porte dell'immaginazione, della condivisione e della comunicazione. E questo grazie a tecnologie che devono essere continuamente però seguite e migliorate, e attraverso questo progetto potremo veramente andare a realizzare non solo degli spettacoli che entrino completamente nel vivo del loro essere, ma che aiutino anche a creare nuovi lavori, semplicemente attori che siano anche tecnologici e diventino interattivi con i bambini anche mentre i bimbi sono a casa. Non sarà un servizio software di quelli a pagamento. Ciò che verrà pagata sarà il talento che grazie a questa piattaforma potrà essere finalmente distribuito. Supportate il nostro progetto Teatro OnLife perché crediamo fermamente che questa possa essere un'alternativa. Non è teatro, è qualcos'altro. E questo è il momento per scoprirlo insieme. Le persone hanno sempre sentito il bisogno di creare un luogo, un'idea, e il teatro, essendo una creazione dell'uomo, non fa eccezione. E sarà così bello rincontrarsi di nuovo in un modo ancora più creativo e fantastico.